Buon pomeriggio ragazzi, eccoci tornati su Round 2 Total War. Iniziamo con la visuale sulla Grecia perché questo gameplay si concentrerà su questa parte qua. Siamo in guerra ancora con Odessos che ci ha scagliato contro tutti i suoi alleati e noi pian piano li stiamo battendo, li stiamo liberando uno per uno. Quindi dobbiamo sempre tenere sotto controllo gli scordisci da questa zona e soprattutto qua, infatti ho un po' paura. Vi ricordo che ho comunque un piccola guarnigione che può andare a supportare le città in caso di attacco. Però insomma ecco non è proprio il top gamma diciamo delle difese. Abbiamo un alto mantenimento, cioè possiamo spegniamo tanto ma guadagniamo anche tanto adesso. Anzi quasi quasi con no beh adesso ho già speso tutti i soldi in realtà quindi non posso fare una mazza. Però in un futuro sarà da valutare il discorso di mettere assieme delle unità magari anche qua. E visto che abbiamo un alto rendimento, adesso iniziare a produrre anche, a fare delle regioni un po' più importanti, un po' più grosse. Qui ce ne sono 4, vabbè, ma non mi spaventano. Va bene, e continuiamo. Iniziamo il turno. Bentornati ragazzi. O malvenuti, scegliete voi. Ok. Bene, finalmente abbiamo una nuova nascita nella nostra famiglia perché ragazzi siamo stati un po' sfortunati. Guardate, ci sono morti tutti i figli tranne Furio. È stata un po' una strage dal punto di vista familiare. Bene, qua intanto benissimo. Andiamo a sposare anche lui, va? Ok, così vediamo se ci fa qualche figlio o qualcosa. Anche lui si può sposare in realtà e lo facciamo. Spendiamo un po' di soldi per un po' di politica, ma ci vuole. Anche quest'altro generale si può sposare. Lui è già sposato e lui si può sposare, quindi allora, sì, dai, spendiamoli questi soldi perché è necessario che le famiglie di Roma prosperino. Wow, 1500 per essere sposato questo. Wow, la Madonna, cosa ce l'ha d'oro? Mamma mia. Va bene. Allora, distribuiamo un po' di perk, cioè di aiutanti a queste donne. Uh, allora, vediamo qualcosa. Allora, ok, più ordine pubblico. Poi facciamo uh, campo visivo no, armatura, tiri, morale, ordine pubblico sempre e cibo. Ok. E lei l'abbiamo sistemata. Vediamo un attimo. Chi è che c'era? Anche lei. Quindi facciamo. Dai, più probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Gliela diamo, gliela concediamo. Di solito non lo faccio, però facciamo così. Ok. Facciamo lui. E poi andiamo a fare. uh, più 2 ordine pubblico. Ok. Ci sono anche un sacco di donne qua. Va bene. Ok, la situazione familiare più o meno l'abbiamo sistemata, più o meno. Allora, con questa legione andiamo a togliere questi ribelli qui che adesso si stanno espandendo parecchio. E andiamo a eradicare il problema. Probabilmente scapperanno. Esatto. E noi li andremo a seguire e distruggere. Va bene, non la combatto ovviamente. Facciamo modalità equilibrio. Non abbiamo fatto chissà quanti di danni, eh. Pensavo di più. Andiamo a schiavizzarli. Vediamo se riesco. Perfetto. E li facciamo definitivamente fuori. Perfetto, i ribelli sono stati uccisi. Tra l'altro sono anche vicino
alla legione degli scordisci direi che sarebbe buona cosa andare a rompergli le scatole a questi. Tra l'altro ho veramente, grazie alle varie potenzialità che ho sbloccato, ragazzi, ho veramente un range di campagna veramente enorme. Uh, allora, questo è più sul comandante, non mi interessa. Andiamo, qui è una roba di trasformazione culturale e meno 40 sanzioni all'ordine. No, andiamo a fare qualcosa di rifornimento. Ok, bene. Questo è buono. E potrei potenziarlo ancora e diminuire ancora il mantenimento. Oppure, questo sulle frecce. Velocità integro per tutte le truppe. Più 5 al movimento sulla campagna. E andiamo a rompere scatole a questi che ci stanno rompendo le scatole a noi in realtà. Ah, tra l'altro... certo, perché sono in una posizione di stance e andiamo a massacrarli. Basta. Bene, dai, diciamo che non è stata una completa perdita di tempo, no? Questi li ammazziamo. Bene, abbiamo preso anche 500 di tesoreria. E ho ancora, ragazzi, ho ancora la possibilità di muovermi, incredibile. Ok. Con loro invece abbiamo avuto cioè è un esercito ancora molto buono, quindi lo spostiamo assolutamente e andiamo all'attacco direi a questo punto. Attenzione, questi sono i nostri nemici. Ma proviamo a dargli un attacco, cosa dite? Fate vedere un po'. Ci dà sconfitti. Allora io direi aspettiamo l'altra legione e mettiamoci qua dietro al ponte. Ci mettiamo qua dietro al ponte in posizione fortificata. Dopodiché valuteremo se attaccare oppure andare proprio con tutta la nostra legione. Cioè aspettare questa legione, scusate, e tanto, vedete, in poco tempo arriva a destinazione. E andare con due legioni, che sarebbe la cosa migliore. Purtroppo ho dovuto perdere tempo per fare questi movimenti qua. Purtroppo è andata così. Popolazione infelice, ok. Va bene. Ok. Allora, poi, altra roba che possiamo fare. Qui abbiamo un esercito abbastanza grosso. Allora, qua possiamo curare ulteriormente la nostra flotta. Qui c'è una flotta nemica, sì. Ok, però io mi sa che non sono abbastanza forte per poterlo assattare. Facciamo delle trireme da tiro. E visto che adesso ci entrano un po' di entrate e ce ne entreranno ancora un bel po'. E poi andiamo a espandere Panormus, che era da tantissimo che volevo farlo. E ci facciamo che cosa, ragazzi? Allora, vorrei fare una villa, ma abbiamo abbastanza cibo in realtà. Quindi la villa mi sembra un po' inutile da fare. Questo va a migliorare una cittadina, va a migliorare le attività agricole, ma non mi interessa. Questo migliora sia le capacità, sia la ricchezza produttiva che quella del commercio. Però in realtà a me, boh, questa mi serve come zona di difesa più che di attacco. Quindi io andrei quasi quasi. Vedete, è tutto difensivo. Io andrei quasi quasi sull'esercito perché poi io potrei fare la Basilica di Marte. Che mi dà più 1 gradi di esperienza alla fanteria reclutata. Una roba temporanea, dopodiché in un futuro la toglieremo. Dai, facciamo così. Qua il rinforzo gliel'ho dato e rimangono qua in zona di rinforzo. Benissimo. E loro se sbarcheranno troveranno pane per i loro denti. Abbiamo qua la nostra legione che è abbastanza piena. In realtà potrei riempirla ancora un po'. Però vabbè, non penso ce ne sia bisogno. E va bene. Continuiamo il turno.
Adesso guadagniamo veramente tanto, eh. Non l'avevo visto, signori. Wow! Ragazzi, qua potrebbe finire male. Non l'avevo visto. Allora, hanno poca fanteria di linea, che loro sono molto forti con la fanteria di linea. La cavalleria la contrastiamo facilmente, però ragazzi hanno tanti elefanti. Mi piace molto, ragazzi, questa mossa qua. L'IA se l'è studiata, ragazzi. Cioè, l'è studiata. Cioè, ha proprio messo in campo le migliori unità che ha. In un attacco comunque anche nascosto, perché non me ne ero accorto minimamente. Ragazzi, ci sta mettendo in difficoltà. Obiettivamente. Allora, abbiamo pochissime unità schierate sul campo, 195, però abbiamo tante unità di rinforzo. Iniziano ad essere grandi numeri, perché siamo 5.005 per loro contro 4.006 per noi, 4.007. Andiamo a giocarcela. Allora ragazzi, questo è il campo di battaglia, come lo vedete. Abbiamo la città con queste unità in difesa e delle unità militari qui. Il nostro generale qua sopra, quindi allora andremo a sbarcarlo subito. Quindi lo mettiamo subito in testa. Ok, e andremo a sbarcarlo subito. Le altre unità faranno da supporto per lo sbarco. Qui invece che unità abbiamo? Andiamo a vederle. Allora, abbiamo un bel po' di persone, a difesa rispetto al solito. Allora, mettiamo qui la cavalleria, che sarà da supporto da questa zona. Purtroppo l'IA gioca sempre allo stesso modo, quindi i punti di spawn probabilmente sarà in questa zona. E noi dovremmo purtroppo giocare un po' d'anticipo. Non mi piace questa cosa, però così faremo. Abbiamo le nostre legioni, le possiamo mettere qua in difesa dello sbarco, anche perché ci starebbe come anche giocata di ruolo, ci starebbe. Quindi la zona di sbarco è difesa. Qui abbiamo i nostri pilum, lanciatori di pilum, che li mettiamo qua. Ok. A difesa. Poi cosa ci rimane ancora? Tutta questa gentaglia qua. Allora loro li mettiamo qui. Facciamo un ulteriore strato di difesa. Poi abbiamo ancora due lance e le mettiamo qua. Sempre per un discorso di difendiamo il territorio. Poi abbiamo degli spadaccini che teniamo in questa zona. E due legionari romani che sposteremo. Uno qua e uno qua, a seconda poi delle varie esigenze. Non sappiamo se ci colpiranno anche da questa zona, ma penso di no, conoscendo il gioco. Allora, ok, noi le legioni le abbiamo preparate. Iniziamo la partita. Speriamo bene. Subito sbarchiamo il generale con le sue guardie. E questi aspettano che si liberi il posto. Ok, perfetto. Non vedo... Eccoli, questi sono i nostri... Eccoli qua, questa è la cavalleria, ve l'avevo detto. Questi qua sono i nostri alleati. Subito dobbiamo richiamare la cavalleria e chiedergli di venire qua al volo. Tutti gli altri dovranno seguire a ruota e venire qua. Eccoli qua. Ci piegheranno una vita, però devono per forza venire qui. Per forza. Intanto qua le operazioni di sbarco sono lente anche per loro. Oh. Forza. Mettiamo al sicuro il nostro generale. Lo portiamo qua. Anzi, lo portiamo qui. Al campo base. Noi stiamo in difesa. No, forse loro... Meglio se li mettiamo di qua. Perché la vedo un po' dura questa battaglia qua. Adesso arriveranno le nostre cavallerie in supporto insieme a questa.
C'è una cavalleria che non sta arrivando. Quale? No, ok, tutte. Ok, ecco qua. In difesa. Perché questa non vuole sbarcare? Io non lo so. Mettiamoci in difesa anche qua. Attenzione, scontro con la cavalleria. Va, dai, ho già capito che... No, 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 no. No, 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 no. Mettiamoci qua in difesa. Allora. Questa fa una brutta fine. Questa fa una brutta fine. Allontaniamoci. Niente, questa non vuole sbarcare. Grazie. Mamma mia, poderosi, loro. Poderosi. Adesso andiamogli incontro. Possiamo anche andare. Loro magari aspettiamo un attimo a farli andare incontro. Attenzione, perché comunque sono deboli. Farli schiantare contro di loro non ha molto senso. Attenzione a queste barche qua. Doppio attacco da parte del nemico, di IA nemica. Attenzione. No, vai qua. Oh, niente, vogliono prendermi questa cavalleria leggera. Me la vogliono prendere, guardate, guardate ragazzi, la puntano. Vabbè, andiamo, ok, li abbiamo circondati, perfetto. Ora arrivano anche i nostri tiratori. Ok, ce l'hanno fatta sbarcare, grazie. Wow, ragazzi. Andiamo a supportare le spade. Cioè le lance, scusate. Questi rimangono qua. Wow, una carica veramente impetuosa. Vediamo. Ah, perché sono elefanti, ragazzi. Perché sono elefanti. Qua intanto abbiamo mandato in fuga la cavalleria. No, non ancora. Non ancora. Questi li dobbiamo portare qua più avanti. Attenzione, ci stanno massacrando. Attenzione. Qua intanto li stiamo colpendo anche dal lato. Bene, stanno cedendo. Bene. Bene, qui la cavalleria è andata. Portiamo le truppe in avanti anche noi. Bene, anche qui è andata, perfetto. Perfetto, facciamo un'unità di selezione. Ok, così abbiamo tutta la cavalleria da un lato. Attenzione, ci stanno sfondando. Ci hanno sfondato, non ci stanno. Ci hanno proprio sfondato. Allora, facciamo un muro qua di spade. Anzi, mettiamoci una legione a questo punto. Voi state qua. Qua come siamo messi? Qua per ora non è un pericolo. Ragazzi, questa non finisce bene. Ok, ci siamo scontrati, benissimo. Ok, portiamo avanti tutte le frecce che abbiamo a disposizione. Attenzione. Allora, andiamo via dagli elefanti perché è dura qua. Andiamo via, andiamo via. Portiamo avanti tutte queste qui. Adesso li dobbiamo massacrare con... li dobbiamo massacrare. No, ho perso una cavalleria. Li dobbiamo massacrare con questi. Vai, vai, vai con le frecce. Vai, 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 vai con le frecce. Wow. Sì, con le frecce, scusate, con i pilum. Dai, ragazzi, tirateli giù. Mamma mia, cavalleria completamente andata. Completamente, ragazzi. Ok, mentiamoci un po'. Mamma mia, ragazzi. Allora, qui abbiamo... andiamo ad aiutarli perché qua, ragazzi, siamo messi male. Siamo messi male, ragazzi. Allora, queste due devono entrare qua dentro e andare a supportare qua se ce n'è bisogno. Tutte le altre possono andare avanti e dobbiamo schiacciare subito questo lato, ragazzi. Guardate, se ne vanno, se ne vanno. Mamma mia, spaventosi. Spaventosi. Pushiamo, pushiamo. Allora, una di queste deve andare di qua in supporto per forza. Anche due in realtà. Però vabbè, se ne mandiamo una.
Due, due. Anche con lei che è dietro. Tutte le altre devono andare in avanti e spingere, che dobbiamo recuperare il vantaggio. Mamma mia, poderosi signori. Aiutiamo il generale, ragazzi. Aiutiamo il generale, forza, forza. E andiamo avanti. Ok, il generale li mette in fuga, ma non so se è sufficiente. Colpiamo questi elefantini che sono fermi. No, non l'avevo visto questo buco. Ah, da dove escono questi? Attenzione. Allora, cerchiamo di coinvolgere tutte le unità. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, attenzione. Evitano l'unità, no. Ci vanno in bocca, ma... Ok, forza, 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 ragazzi. Pushate, pushate. Ok, guardate qua i Pilum, che strage che fanno. Andiamo a prenderci. Andiamo a fare un attacco. No, 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 aspetta, rischiamo la pelle col generale. Ok, forza, forza. Ok, perfetto, gli elefanti sono andati. Facciamo il giro con il generale, lo portiamo di qui. Tutti gli altri in questa zona, forza. Dobbiamo arrivare prima che loro sfondino, ragazzi. Non sarà una cosa facile. No, dai, ragazzi, però. Qua. L'unità del generale nostro è andata, però vabbè. Non ci interessava più di tanto. Qui mettiamo questi a difesa per ora. Ragazzi, l'impatto è stato veramente micidiale. Incredibile. Allora, andiamo qua con questi. E con questi andiamo a prendere questi elefanti qua maledetti. No, ho sbagliato. Qua, ok. Perfetto, ci stiamo spostando. Forza, forza, ragazzi. Sparate più frecce che potete. Portiamo avanti il generale. Ok, allora. Wow. Non abbiamo molti pilum, purtroppo, ancora a disposizione. Però quello che c'è lo usiamo. Attenzione, hanno sfondato la prima linea. Andiamo avanti di qua allora. Dare una mano anche noi. Non buon uso come si dice? La modalità serrata, perché ho paura che mi vadano a... Che mi vadano a peggiorare la situazione con il discorso degli elefanti. Queste navi qua maledette che non posso colpire, vabbè. Non so se andare addosso con la cavalleria, ma no, non ci andiamo. Guardate, ragazzi, quante unità sono. Mamma mia, bellissima questa battaglia. Ma non so se riusciremo a passarla, eh. Queste unità qua che sono fermate, porca miseria. Ok, si sono un attimo ripresi i nostri. E adesso stiamo avendola meglio. Bene. Dai ragazzi, forza con la fiumana di gente. Dai, dai, dai. Dobbiamo subito metterci qua in difesa, ragazzi. Allora, loro se ne vanno di qua. Cos'è successo qui? Chi sono questi? Spadaccini, c'hanno... Ah, perché ci stanno sparando le frecce. Ah, me lo sono giocata male, ragazzi. Chiudiamo questi. Me la sono giocata male. Ah, ho sbagliato. Ero incentrato qua. Porca miseria. Ok. Stiamo ottenendo dei buoni risultati, ma non eccezionali. Mettiamoci. Iniziamo a creare un fronte di difesa qua.
Se arrivano le truppe, perché... Ok. Adesso è un bel casino perché loro sono riusciti a passare. Sono riusciti a passare. Anche è vero che però i marinai non sono così forti come siamo noi. Questi tornano in difesa. Hanno ancora un po' di freccia a disposizione. Fatemi vedere. No. Allora tornano proprio indietro. E gli unici che vanno avanti sono loro. Giusto per avere un contingente che fa pressione. Questi che cacchio vogliono? Andiamo di qua. Piccola pausa, scusate. Allora, vediamo qua come va la situa. Ma a vedere così male. Ok, qua stanno arrivando pian piano le truppe. Ci mettiamo in posizione. Ok, qua ce ne siamo liberati di queste. Mettiamoci in posizione. Dobbiamo spingere, ragazzi. Non ci rimane molto da fare, in realtà. Perché queste sono molte frecce. Ah, anche qua. Allora, mettiamoli tutti assieme a questo punto. Mi stanno massacrando con le frecce. Facciamo uscire questi. Ah, qui sono anche delle picche. Aia, ragazzi. Aia, mi sa che finisce male la campagna di Sicilia, eh. Finisce male. Questi li manteniamo sempre qui a prendere le frecce, va bene. Forse la testuggine mi dà più protezione contro i proiettili. Facciamola. Ok, qui portiamo avanti il nostro generale. Ai ai ai. Ok, qua si è liberato un fronte. Continuiamo a spingere. Ai ai ai, ragazzi. Mi sa che la andiamo a perdere questa, signori. Ci andiamo a perdere la Sicilia. Ai ai ai. Cartagine ce l'ha fatta, signori. Vediamo, vediamo, vediamo. Non è detta l'ultima finché non è detta l'ultima, però. Mamma mia, quante frecce, ragazzi. Ci piovono addosso tantissime frecce. Allora, lì c'è il generale. Guardate il generale loro, incredibile. Allora, ragazzi, non giochiamo passivi. Andiamo in attacco, dai. E si punta al generale, basta. Guardate quante unità hanno ancora loro, mamma mia. Mamma mia. Devo andare di cavalleria allora, dai. Passiamo dentro, andiamo di cavalleria. Mamma mia. Sono di una resistenza veramente allucinante. Ok. Mamma mia, ci sono ancora arcieri che arrivano, signori. Gli arcieri degli arcieri. Non posso fare poi molto, ragazzi. Non posso fare poi molto. Guardate quanti sono e continuano ad arrivare, ragazzi. Continuano, continuano. La nostra cavalleria col generale si deve ritirare, ragazzi. È sconfitto anche questo lato. Ai ai ai. Ai ai ai.
Proprio adesso che stavamo andando bene, ragazzi. Porca miseria. Ah, il nostro generale non è messo bene. Ah, guardate, guardate. Facciamo un quadrato, perché ci stanno attaccando da tutti i lati. Ah, ah, ah. Iniziamo a fare quadrati perché, ragazzi, ci attaccano da tutti i lati. Mamma mia, questi qua li abbiamo attaccati. Ah no, ok, sono questi. Andiamo a caricare. Bene, loro generale però sta iniziando a subire, ma qua, ragazzi, ma... Dove voglio andare? Dove voglio andare? Non ho ucciso il loro generale, mi sa. Incredibile, sono ancora... Entriamo dentro con tutto a questo punto. Andiamo in all-in. Non... Sì, aspetta, 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 aspetta. Ok. Ah, queste sono lance. No, torniamo indietro. Togliamo il quadrato. Mettiamo questo e andiamo qui. Mamma mia, quante frecce, ragazzi. Quante frecce. Si stanno massacrando. Torniamo indietro col generale. Ok, il generale è salvo. No, tiriamo qua. Mamma mia. Ma contro le lance, contro, scusate, le... Come si chiamano? Le spear, le picche. Qua la vedo dura. Non ho neanche più raduna. No, sì, in realtà ce l'ho. Ah, forse mi hanno ucciso il generale. Forse mi hanno ucciso il generale, non lo so. Non ho più... Non lo so. Iniziano anche loro a vacillare. Ragazzi, la partita è persa, ragazzi. È persa. Per la prima volta ci sfondano in Sicilia. Nonostante tutto. Adesso sarà un bel problema. Sarà un bel problema, va bene. E cerchiamo di fare più danni possibili e poi si vedrà. Ah, no, dai, non facciamo queste robe pazzerelle, paxerelle. Va bene, andiamo avanti, ma la partita è persa. Guarda, andiamo giusto all'attacco, ma... No, beh, in realtà no, perché... In realtà potrebbe scappare il mio generale, eh. Molto codardicamente se ne va. Ok. Eccola qua. Purtroppo, beh, bello, bello, mi è piaciuto. Guarda, sì, ma guardate la potenza di questi arcieri. Guardate, ragazzi, guardate che grado di esperienza hanno. Cioè, oro, 4 stelle, 3 stelle, cazzo è, 3 stelle, fi. Sconfitta, ragazzi. Roma sconfitta in Sicilia. Roma sconfitta in Sicilia. Entrano. Allora, però vedete, ci sono delle forze rimanenti. Adesso devo capire se sono rimaste oppure no. Sì, sono rimaste. E ci danno l'assalto definitivo. Allora, questa qua la potrei combattere, ma... Cioè, non ha molto senso. Modalità aggressione. Anche perché...
Sì, vabbè, avrei un po' di questi. Potrei fare qualcosa forse contro queste tre unità qua. Però non è che potrei fare tantissimo. Allora, la gioco, ma non ve la faccio vedere. Perché tanto non ha senso. Però la gioco solo per demolire la cavalleria e forse gli elefanti avversari. Ok, ragazzi, partita terminata. Comunque abbiamo fatto fuori tutta la prima schiera, eh. Quindi poteva andare peggio. Comunque abbiamo C125. Lascia fare. Ok, va bene, questo è il resoconto, vabbè. Non c'era niente di più, niente di meno da aspettarsi. Attenzione, ci invadono la Sicilia. Porca miseria, oh. Tra l'altro non abbiamo neanche più la possibilità di reclutare, mi sa, le unità. Perché qui avevo una caserma, mi sembra. Ho un trattato di pace. Però non mi dà nessuna. Non mi dà nessuna altra garanzia. Attenzione, parte lo scontro. Ok ragazzi, ce la giochiamo nel prossimo gameplay. Sono avvenute tante cose diverse. Vediamo ora come svolgere questo, come funziona questo attacco qua, come andrà. Siamo comunque al di là del ponte in misura fortificata, quindi non dovremmo avere problemi. Vediamo nel prossimo gameplay. Speriamo bene, incrociamo le dita. Ciao ragazzi.